Allora, professore, Sì. assessore, per le richieste vostre della Lombardia, poi abbiamo visto del Veneto, e ci sono invece alcuni problemini posti in realtà da chi rappresenta il Movimento 5 Stelle. Ma io a proposito del Però Movimento Di 5 Maio, Stelle devo sottolineare una cosa, che noi in Lombardia per arrivare al referendum consultivo territoriale abbiamo avuto bisogno della maggioranza qualificata e i voti della maggioranza qualificata, i 59 voti, ce ne occorrevano 54, loro ci sono venuti dai 5 Stelle, i 5 Stelle si sono impegnati nella campagna referendaria, quindi da questo punto di vista come dire, non ho perplessità e non ho... Il problema, io credo, perché anche il vicepresidente Di Maio ha citato il tema del referendum, che per loro è un po' un simulacro, è sacro, no? Io credo che debba essere inquadrato in questo modo, cioè il nostro referendum è stato un atto di grande lealtà costituzionale. Di lealtà costituzionale. Perché? Perché esisteva un articolo, che è il terzo comma del 116, dal 2001 fino al 2017 non ha mai funzionato, perché ci ha provato la Toscana, ci ha provato il Piemonte, ci ha provato il Veneto, ci ha provato la Lombardia, sono sempre andati a sbattere. Con il referendum a monte della trattativa noi siamo a questo stato avanzato della trattativa. Quindi un atto di responsabilità istituzionale. Se Calamandrei fosse ancora tra noi, avrebbe detto il 21 ottobre 2017 Costituzione inattuata, il terzo comma del 116. E anche di responsabilità istituzionale, perché prima, quando si citavano i rendimenti istituzionali delle regioni, si diceva una cosa sacrosanta. È da 6 anni che Moody's dice che la regione Lombardia è più virtuosa dello Stato centrale. Che cosa vuol dire? Vuol dire, visto che vanta un titolo di merito creditizio superiore allo Stato, vuol dire che qualsiasi servizio costa di meno e ha una qualità superiore nell'interesse dei cittadini. Questo è il punto. Per cui il fatto di dire queste cose, prendo io la responsabilità di gestirle in Lombardia, lo faccio nell'interesse dei miei cittadini. Questo è il dato di fondo per cui bisogna davvero scrostare tutta la trattativa dalle resistenze degli apparati burocratico-amministrativi. quindi sono quelle le resistenze vere, non sono di fondo. E come dire, l'insurrezione, un po' tra virgolette, delle regioni meridionali. Stiamo attenti, perché c'è un sondaggio della SVG di 10 giorni fa che dice che il 61% della popolazione, degli intervistati, della popolazione italiana da Bolzano a Palermo è favorevole a un processo di federo-regionalizzazione radicale. Si parla della macro regione del sud. E allora le resistenze arrivano dalle elite, da coloro che hanno delle rendite di potere, non dalla pancia della popolazione del sud, che assolutamente non teme di essere impoverita. Io volevo citare, visto che il professor Bertolissi prima citava il professor Paladin, che è il suo maestro, che è stato presidente della Corte, se non vado errato, grande giurista, eccetera, facciamo una sfida, un fioretto a colpi di maestri. Volevo citare Emilio, che nel 1950, 2 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e 20 anni prima che nascessero le regioni a statuto ordinario, scriveva queste cose. Dobbiamo mantenere, per amor di simmetria, gli stessi controlli tutori e le medesime bardature burocratiche sulla Lombardia e sulla Basilicata? Oppure dobbiamo applicare all'amministrazione pubblica gli stessi criteri pratici che si adottano anche nella più umile delle aziende private, ove il collaboratore inesperto viene strettamente controllato e quello capace lasciato invece libero della propria iniziativa? Dobbiamo considerarci una specie di convoglio costretto per l'eternità a camminare alla velocità ridotta della nave meno efficiente? Oppure dobbiamo consentire alle regioni più progredite di sviluppare le proprie capacità, le proprie risorse di iniziativa, senza inutili impacci, nell'interesse esclusivo dell'intera comunità nazionale? Questo è il tema. Miglio lo diceva nel 1950. Siamo nel 2019 e siamo ancora qui. Sono nate le regioni a statuto ordinario, sono arrivati gli statuti, è arrivata la revisione del titolo quinto e siamo ancora qui. Questa è come dire, la propensione all'innovazione istituzionale di questo Paese. Siamo ancora al 1950 di Miglio. Ultima cosa, per quanto riguarda le materie, voi cosa state chiedendo? Cosa avete chiesto?
E perché Urca. poi... Allora, noi le abbiamo declinate tutte in una risoluzione che è una risoluzione dell'inizio di novembre del 2017, subito dopo il referendum, e poi sulle 23 materie abbiamo scomposto in funzioni legislative e amministrative. Le richieste ovviamente sono diverse da quelle del Veneto, perché questo Paese ha perseguito il regionalismo ordinario dell'uniformità, trattato tutte le regioni a statuto ordinario con le competenze scolpite nella Costituzione, quelle speciali ce l'hanno nei loro statuti, le regioni a statuto ordinario. Quindi la questione Lombardia è diversa dalla questione Veneto. Esatto, e però il problema è che perché l'obiettivo era, alla fine anche nobile, no? Garantisco a tutti i cittadini della Repubblica uguali diritti e tutele, per cui tratto le regioni a statuto ordinario tutte allo stesso modo. Ma questo ha rivelato i differenziali di sviluppo. Cioè, se esiste il turismo sanitario di cui si parlava prima, significa che i diritti di welfare che garantisce la Lombardia o che garantisce il Veneto sono di gran lunga superiori rispetto ai diritti di welfare che garantiscono le regioni dalle quali vengono le persone a farsi curare qui in Veneto piuttosto che in Lombardia. Questo è il punto. Chiaro. Per cui è evidente che deve essere adeguata alla fisionomia di una regione. La fisionomia della Lombardia è una fisionomia molto particolare, con una fortissima propensione all'innovazione tecnologica, all'internazionalizzazione, alle attività economico-produttive, cioè, e su quello abbiamo giocato una partita rilevante, tant'è vero che questo genera poi i 56 miliardi di residuo fiscale, del quale se vuole parliamo dopo, perché anche lì volevo dire una cosa, ma non voglio essere troppo noioso. Lombardi, solo Lombardi. Esatto. Dopo velocemente passiamo quello. Presidente Ciambetti, e invece per il Veneto? Le materie, che punto siamo? Perché lì si crea il grosso problemino. Sicuramente siamo e abbiamo chiesto cose diverse fra Veneto e Lombardia, cioè, ad esempio la competenza sui porti a Lombardia non l'ha chiesta perché non ha un porto, ma molte cose, ripeto, le abbiamo chieste anche nella formazione, ad esempio, perché noi siamo convinti che il sistema dell'istruzione e della formazione debba essere adattato alle realtà economico-produttive che abbiamo qui da noi. Ma sembra che il nodo sia più che su questo aspetto, sulle aspetti invece relativi alla concessione autostradale, cioè dove si muovono capitali. È strategico per un territorio poter gestire le vie che lo attraversano in maniera più adatta alle esigenze che ha quel territorio. E soprattutto i controlli che fa il Ministero dei Lavori Pubblici sono controlli insufficienti rispetto a quello che noi siamo abituati a fare per le cose nostre. C'è un aspetto economico, spieghi ai cittadini in questo, perché questo non c'è è un spiegato aspetto bene. economico ma marginale secondo me rispetto invece, ripeto, alla gestione strategica delle grandi vie di comunicazione che attraversano il nostro territorio. Noi dobbiamo poter gestire nel miglior modo possibile, con i flussi di traffico, con la necessità magari di mettere in alcune tratte i camion sul treno e in altre no, cioè cose che se le facciamo fare da Via Nomentana, da Ministero dei Lavori Pubblici, sono cose che diventano lunghissime, incomprensibili da chi non esce mai da Via Nomentana e non sa cosa avviene su un territorio, non capisce cosa succede. Noi abbiamo i flussi che ci attraversano, che arrivano da mezza Europa e dobbiamo poterli saper gestire noi direttamente con la gestione dell'infrastruttura a livello locale. Il ponte Morandi è diciamo la punta dell'iceberg, ma tantissimi altri problemi ci possono essere sugli aeroporti. L'aeroporto Marco Polo, per riuscire a fare i lavori che sta facendo adesso, ha atteso 8 anni per avere l'autorizzazione a spendere soldi propri. Non è pensabile, possibile. Il terzo aeroporto d'Italia che deve aspettare 8 anni per migliorare e adeguare la sua infrastruttura alle esigenze dei viaggiatori, è assurdo che aspetti 8 anni e che per 8 anni i soldi che potevano essere spesi e messi nel motore dell'economia del Veneto siano stati messi appunto in un conto corrente in chissà quale banca. Noi abbiamo tempi diversi, noi dobbiamo confrontarci giornalmente con i competitor europei, che siano Baviera, che siano Carinzia, che siano no, ma questo è che non hanno i tempi ragionevolissimo. romani e non possiamo aspettare i tempi romani. Però ci hanno detto a saldi invariati. No, a saldi invariati all'inizio, poi Esatto. va fatta una verifica sui costi standard, la preintesa è scritto piuttosto bene, anche se si sta cercando di diciamo, renderla attuata, però è messo in maniera chiara, si parte dal costo standard e si arriva
nel giro di 5 anni alla quantificazione dei costi standard. Io faccio l'esempio, penso che ho portato in tante occasioni, non è pensabile e possibile che lo Stato in Veneto spenda per ogni bambino che va a scuola materna una cifra clamorosamente inferiore di quello che avviene in Emilia-Romagna, non al sud, in Emilia-Romagna. Non è pensabile e possibile che il sistema delle scuole paritarie del Veneto sia un freno a mano per le risorse che arrivano in Veneto e che dobbiamo farcene carico noi. Se un bambino va a scuola è un bambino uguale sia in Veneto che in Emilia-Romagna, e non sto facendo appunto esempi ad altre latitudini. Assolutamente. C'è anche una ricerca che riguarda appunto l'attività imprenditoriale della CNA, se non erro. CNA e CGA hanno fatto una ricerca, è stata pubblicata proprio nei giorni scorsi, molto interessante, dove... Quindi avvalla sostanzialmente questo che avvalla due cose sostanzialmente. Intanto che questo residuo fiscale tu lo puoi vedere sia dal lato del fisco, che di quante tasse paghi, sia anche dal lato però di quanto viene speso dopo, no? Da parte dello Stato sul territorio o da parte di tutto il sistema pubblico. Beh, insomma, l'Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia hanno il 32, 30, 29, la Lombardia, sempre la peggio, sempre il peggio ridotta la Lombardia. Il povero nostro qua assessore deve difendere la regione che è più maltrattata in un certo senso. Viesti dice che è ricco. Esatto, povero ricco va bene, però il 30%, la spesa pubblica a favore dei cittadini lombardi è del 29,9% rispetto al PIL generato. Se noi guardiamo in Calabria è il 59,3%. Questo per quanto riguarda un differenziale fra regioni più ricche e regioni più povere. Anche qui c'è qualcosa che non funziona, ma l'altra cosa che non funziona è il paragone proprio che è stato fatto anche poco fa dai nostri due politici per eccellenza che abbiamo qui, proprio il confronto con le altre regioni dell'arco alpino, che sono fra le regioni più efficienti. Noi abbiamo la Baviera, abbiamo poi vicinissimo il Baden-Württemberg, abbiamo l'Austria, paesi molto efficienti, la Svizzera. Ebbene, la spesa che c'è pro capite nel nord Italia è una delle più basse d'Europa come pubblica amministrazione, quindi dopo noi pretendiamo sempre tutto dalla nostra pubblica amministrazione, dai nostri ospedali e quant'altro, ma se io penso a quanti meno soldi tutti questi servizi costano rispetto a quanto costano nel nord Europa, devo dire siamo bravissimi. Quindi quel messaggio che bisogna lanciare ai cittadini meridionali, eccola qua, più scuro è, là vediamo il blu. Il blu è la zona che ha concorrenza solo con un paese che per antonomasia è un paese dove c'è poca spesa nella pubblica amministrazione, che è l'Inghilterra. Vedete la zona intorno a Londra. Ecco, i paesi che sono più scuri sono quelli che hanno minore numero di funzionari, minore spesa pubblica da parte della pubblica amministrazione in tutta Europa, e noi siamo al record. E questo che cosa vuole dire poi alla fine? Che stiano tranquilli giustamente anche i notabili del meridione, perché abbiamo capito che la gente del sud ha capito che l'autonomia fa bene anche a loro. Ci sono dei privilegi incrostati su alcuni notabili, categorie diciamo ridottissime come numeri del meridione. Bene, se noi trasferiamo delle competenze ci guadagneranno comunque anche loro qualcosa, perché, lo diceva prima qualcuno di voi, se abbiamo una locomotiva che traina tutti gli altri, che è efficiente, che non gli metti vincoli, gli impedisci di lavorare, di creare produttività, se noi abbiamo un Veneto, la Lombardia, l'Emilia Romagna che crescono ancora di più, crescerà tutto il paese, quindi sarà di beneficio per tutti. Assolutamente, sempre a questo proposito di trasferimenti, noi abbiamo in cifre circa il 50% dei trasferimenti in un decennio per quel che riguarda le tre regioni. Hanno inferto un colpo di scure stimato in 1,7 miliardi sui bilanci di queste tre regioni. 1,7 miliardi. L'assessore, lei deve dire qualcosa da rispetto a questo? Poi il tema, io credo che il tema del residuo fiscale vada affrontato in relazione al PIL, perché è questo il nodo di fondo, no? Allora, noi abbiamo la Catalogna che ha 10 miliardi di euro di residuo fiscale, che è il 4% del suo PIL. Abbiamo l'Emilia Romagna che ha il 18 miliardi di euro di residuo fiscale, che è l'8% del suo PIL. Noi in Lombardia abbiamo 56 miliardi di euro di residuo fiscale, che è il 16% del nostro PIL. Certo. Io non riesco a capire perché la mia regione sia così vessata. Cioè, cosa abbiamo fatto di male? Questo è il punto. Perché siete ricchi. Ho capito, però, tant'è vero che chiusa l'intesa sull'autonomia, io spero ovviamente in senso favorevole, il tema, come assessore all'autonomia, il tema del residuo fiscale per la Lombardia voglio aprirlo. E non è che chiedo la luna o minaccio insurrezioni o cose. Dico, trattateci come gli altri. Tutte le regioni che hanno un residuo fiscale significativo e consistente, quindi Veneto, Emilia Romagna, navigano intorno all'8-10% del loro PIL territoriale.
Io dico, invece che vessarmi del 16%, trattami come gli altri, visto che sono una delle 20 regioni e in di Europa, questo paese. Loro danno il 3% del PIL, Certo. quindi come fa dopo la Lombardia a competere le sue aziende con quelle bavaresi? Esattamente. È ovvio. Questo è il tema. Assolutamente. Poi un'ultima battuta Sì. a proposito delle infrastrutture, eccetera, eccetera. Miglio avrebbe trasformato le Alpi in un immenso gruviera e ogni riferimento alla TAV è puramente casuale. E là sempre altre questioni. Avvocato, prego, deve aggiungere qualcosa? Ma niente, mi pare che ci sia una convergenza su una circostanza, visto che tra 3 giorni si chiude il tavolo delle trattative, no? E tutti abbiamo detto più o meno la stessa cosa che per me è importante. Sto tavolo delle trattative poteva essere anche molto più breve in termini di tempo, perché era da fare la domanda contraria, non cosa siete venuti a chiedere, ma per quale ragione il Veneto non avrebbe titolo di governarsi le 23 materie previste nella Costituzione. Per quale ragione? Una sola domanda. E poi bisognava dare i tempi. A me è stupito sentire prima, favorevolmente stupito, perché bisogna prenderlo immediatamente al volo, l'impegno del vicepresidente Di Maio, che ha detto che bisogna avere una agenda certa. Certo, perché allora, se non ci sono ragioni per non dare le funzioni legislative, le funzioni amministrative e quindi le risorse, non c'è nessuna difficoltà a dare anche dei tempi precisi per l'attuazione. E qua devo dire, anche se a volte con Zaia il dialogo non è stato facile, ma ha fatto bene a dire non firmo, anzi non deve firmare. E io gli ho suggerito, sapendo delle difficoltà che aveva, non è mica un dramma non firmare, perché dietro la non firma lui ha la forza del 98,1% dei veneti e questo è un peso politico che nessuno può togliergli di mano, è un valore aggiunto. Quindi portiamoli in piazza, io ho detto, non ti fanno firmare. E lui ha detto, non firmo se non mi danno quello che voglio, che poi è quello che è scritto nella Costituzione, quindi non c'è nulla. Il professor Bertolisi è uno che ha fatto lo Sherpa, e mi consente in senso nobile, giudiziariamente davanti alla Corte, con umiltà ma con argomentazioni per portare avanti. Adesso che c'è il risultato, c'è qualcuno che ce lo vuole scippare. Quindi Zaia, vai avanti, rifiutati di firmare e portiamo in piazza la gente, perché come è andato a votare 98,1% dei sì, 2.328.000 veneti hanno detto di sì, è un numero enorme, senza precedenti. È impensabile che un burocrate incallito nel suo timbro venga a dire che non si può fare. Va fatto. E se andiamo in piazza, allora anche quella Confindustria che prima del referendum aveva incautamente detto in Veneto che era inutile, che non serviva, si capisce. Purtroppo c'è anche quella parte. Adesso hanno capito tutti, mi pare che sono un po' schierati perché li abbiamo trascinati e quindi non si firmi se non ci sono tutte le 23 materie, tutte le funzioni legislative, tutte le funzioni amministrative e le risorse. E non lo fanno, andiamo in piazza, Zaia diventa l'imperatore del Veneto. Io sono il primo a sostenerlo, però se non ha questo coraggio deve togliersi di mezzo. Ricordiamo una verità storica, ed ho finito, che si è andato a votare non perché quel referendum era nel programma della Lega o del governo di centrodestra o di qualcuno in regione, grazie, mi sia consentito, a Indipendenza Veneta che ha lanciato con molto coraggio il referendum per l'indipendenza, che poi strada facendo per interdirlo si è lanciato a quello dell'autonomia da parte di qualche rappresentante in Consiglio regionale che ha capito che era dirompente il primo e poi siamo andati a difenderlo in Corte Costituzionale sapendo già qual era la risposta, però abbiamo creato un precedente anche in questo senso e se è passato il quesito che poi siamo andati a votare è perché c'era quell'altro più spaventoso dietro dell'indipendenza, che è poi una cosa europea. La Catalogna è su questo versante un po' più avanti di noi e noi lavoriamo per l'indipendenza, non per l'autonomia, che tanto questo Stato è fallito e quindi non ce la fa. Presidente Ciambetti. Ricostruisco un attimo le vicende. Nel 2012 la Giunta regionale deposita un progetto di legge per trattare con Roma, lo ha scritto Antonini e Bertolisi, tanto per essere chiari, viene insabbiata la cosa e poi si innesca referendum sì, referendum no, eccetera. Sì, ma non referendum, e scusami, proposta, se c'è qualcuno che ha depositato in Consiglio regionale sono i consiglieri che hanno sottoscritto i 2 referendum, tra i quali c'ero io.
Perfetto. E anche voi siete Questo è vero. alla firma, alla questione di firma o non firma? Sì, cioè- sì, quindi la stessa situazione sì, identica? Sì, anche perché quindi- i tavoli a Roma li facciamo insieme, ovviamente. Perfetto, quindi stessa I situazione. burocrati trattano col Veneto, trattano con la Lombardia e trattano con l'Emilia. ma li Chiaro. facciamo insieme, Chiosa quindi- finale, si presta. Ecco, no, la chiosa è solo questa, che a me mi è venuto in mente un richiamo che può valere anche per chi ci ascolta. Qui un istante fa è stato sottolineato il fatto del referendum e della partecipazione al referendum. Che sia un esempio in senso positivo dimostra che il referendum che è stato chiesto dal Comune di Roma sulla sua municipalizzata al collasso ha generato una partecipazione praticamente nulla. Certo. E questo è quello che conta in termini di coesione sociale, di senso delle istituzioni. Lei capisce che chi si dà E di da fare, credibilità anche. ecco, chi si dà da fare, va a votare, discute, perché aggiungiamo un'altra cosa, c'è un dibattito a livello nazionale con contrapposizioni di idee, questa è la democrazia. Chi è che l'ha generato? Scusi, l'ha generato le 3 regioni che si sono attivate, in modo particolare le 2. Allora hanno meriti ulteriori, perché la democrazia o è prassi o è chiacchiera. E su questo noi non riflettiamo. Assolutamente. Quindi bisognerebbe anche avere la consapevolezza che, a prescindere dai risultati che si porteranno a casa, qui viene oliato continuamente il sistema democratico, che saprà anche attutire una serie di tensioni che potrebbero prendere altre strade, cioè siamo ancora capaci di discutere. E potrei anche dire di discutere civilmente, come abbiamo fatto oggi, piuttosto che, e non aggiungo altro, sempre qui a livello locale, perché a livello nazionale assistiamo a dei pugilati incresciosi che fanno vergognare. E giriamo il canale. Detto questo, io vi ringrazio, siamo arrivati al termine, veramente sono stata molto felice di avervi qui, tra l'altro spero di aver fatto grazie a voi più chiarezza su alcuni aspetti per i nostri telespettatori che ci seguono. Speriamo di non doverci ritrovare a discutere sempre di questa questione tra poco tempo, ma di averla risolta e quindi di andare a fare un passo avanti per capire cose più tecniche e specifiche e quindi entrare più nel merito. Io vi ringrazio, naturalmente voi buon proseguimento, ma restate con noi, dopo la pubblicità continua il nostro spazio sulla finanza.